Eccoci, tornati in diretta 11:19, ancora una buona domenica a tutti da Gol de Ponta su Radio Bella Monella, Radio Peter Pan, vi ricordo in diretta dal terzo livello della Grande Mela. Ma è il momento di collegarci con il nostro grande Olindo Filippi, però prima ecco i numeri di telefono, giusto? L'SMS che è il 338 99 43070, numero fisso 0423 73 66 90. Sentiamo se c'è il nostro grande Olindo. Ciao Olindo! Ciao, sono Bianca! C'è l'Este? Per andare via con la rosa, niente, ciao! Vabbè, c'è lei. Pronto? Pronto? Sì, ciao Lido, scusa, abbiamo avuto un'interferenza. Soliti burloni, Ma era una bimba, una vocina. Solita gente che ha il buon tempo. Hanno un buon tempo, sì, Ha la esatto. tastierina a buon tempi. Ok, allora Lindo, come stai intanto? Ho sentito un fiatino in ritardo. Sì, siamo un pochino, sai, il traffico, cosa vuoi? C'è un po' capito. la domenica tutti che si muovono qua sì, gente che va a Torre Pastine, sulla statale, cosa vuoi? Ma capì quando voli lì dove? in piazza a Torre Pastine, sì. è sempre cuoco. Beh, certo, domenica poi la pastarella, vero? Le hai prese le pastarelle oggi? Sì, ho tolto, stamattina sono da fuori presto in cammino. Ho capito. Senti, cosa farai di bello oggi? Ma adesso qualcosetta così, sì, e dopo insomma guardo la partita. Ti guardi la partita, del Chievo, ho capito. Non sei in TV oggi, no? Non lo so, vedremo se mettiamo, a parte sì. Ho capito. Va bene, allora la partita di ieri di solito tolgo il risino perché il risino insomma sì. mi piace. Ti piace il risino con il risino un croccantino intorno? Sì. Esatto, la staffarolina, no? Sì, piace, che dentro però il cuore molesino. È buono. Va bene, dai, senti, allora l'Hellas Verona. La torta italiana le diremo. Però c'è certi che mette massa al liquore, massa al carne. Sì, troppo forte. Mi piace quella tipo 1000 foglie. Leggerino, proprio quelle. Magari delle gocce, delle goccette di cioccolato. Senti, allora, torniamo al calcio. Quelle che non toglie mai nessuno, che resta sempre nel vassoio e che resta in corpo al pasticcere. Quelle tagliate a triangolino. Sì, certo. Ma perché le fanno? Perché le fanno i pasticceri? Chi lo sa? Vabbè, potremmo aprire una discussione. Allora, la partita di ieri Hellas Verona. Poi col chicco del caffè sopra. Sì, immagino. Quello è buono, il ripieno soprattutto. Allora, la partita del Verona, una delusione. Poi con la classe rosa, e vedete chi lì, se c'è lì che resta il corpo, perché non è che sia così, era. Dentro che la crema che non sa né carne né pesce, insomma. Ascolta Olindo, la partita di ieri è stata una delusione, sì o no? La fiammetta mignole, povera, quella che ha il biscottino in pasta frolla. Vabbè, la fiammetta mia. Allora, Olindo, senti. Ad esempio qua i paparum fa cagare, cioè che piace a nessuno. Non abbiamo via la tradizione del paparum. No, non ce l'abbiamo, non ci interessa infatti, no, la tradizione. Non so che qualcuno che magari che piace, sinceramente. Niente, non ti piace. La trovo un po' scialba. Allora, ascolta, facciamo così, il babà non ti piace, ok? Ok, ma la partita di ieri ti è piaciuta o no? Di venerdì. Sì, di venerdì, scusa, ha giocato venerdì. La partita di venerdì. Finalmente. Sì. Il Verona, secondo me, nel primo tempo doveva sarare Barack Obama e Burattini. Sì, non ce ne sono banali, signori miei. Sì. Aveva attuato anche una tattica giusta, per spiego. Che tattica? Perché io sono stato a Sandra alla domenica. E hai guardato gli schemi dell'Hellas e ho guardato gli schemi dell'Hellas. Sono stati ripetuti questi schemi aveva attaccato la filovia aspetta un attimo che arriva. Ho capito. La tattica del fianco. Sì, però dopo attaccare la tattica della Camporella, cioè del Metiecao. Però lui secondo me ha sbagliato, perché a parte che c'è stato alcuni errori arbitrali che hanno condizionato la partita. L'hanno condizionata, insomma, quei gol lì che grida ancora vendetta. Sì. Che hanno battezzato i guardiani, ha battezzato in fuorigioco, ma era in fuorigioco come me con i capelli lunghi. Mi spiego? Sì, certo. Quindi insomma, vabbè, però è inutile piangere sul latte macchiato. Versato. Secondo me doveva essere per sé cimice e serrare subito la partita nel primo tempo. Si dice. 3 gol potevano starci. E invece purtroppo abbiamo beccato sto gol così da un tiro fortunoso, un gran bel tiro di Brozovic. Sì. Che insomma, fatto sto gran bel tiro. Vabbè, pazienza. Comunque insomma siamo sempre
insomma, Andiamo a vedere alle mezzogiorno e mezza giù il Sassuolo a Brescia. Vediamo. E insomma. oggi gioca il Livorno contro, non mi ricordo mia sì. Ma il Livorno forse ha già giocato ieri. No, gioca ancora, Tony. Sì, ok. Non mi ricordo mia contro Gesù. Vabbè, sembrava avesse giocato ieri. Esatto. Ok, allora senti, vuoi che sentiamo un paio di telefonate perché non abbiamo tanto tempo, siamo un po' in ritardo. Possiamo? Possiamo aprire le linee? Ok, dai. Eccoci qua. Pronto? Sì, ciao, ascolta. Aspetta una cosa, per caso c'è Fone? No, Fone non c'è, sai, no, va bene? Grazie. Ok, figurati. Ok? No. Va bene. No, proverò più tardi. Sì, grazie. proprio più tardi, va bene? Ciao, grazie. Sì, pronto? Sì, pronto? Sì, pronto, chi parla? Marco? Ciao, sono Marco. Marco, t'ho riconosciuto. Ciao Marco, ciao. Ciao Alessandro. Mi ha riconosciuto. Niente, allora, ti volevo dire sono una Tony, cosa. comunque. Sì, allora, scusami Simone, ma sì, volevo dire Tony, una cosa. Tony, sì, secondo me allora il Verona, Verona? È nettamente superiore ed è sì? stato nettamente superiore al Cesena, mi spiego? Sì, è vero. Che beh, saluto questo è tra scontato. l'altro. Chi saluti? Cesena. Ma perché allora Sì. secondo me è stata una partita causata dagli episodi, potevamo stare lì anche un mese e mezzo, mi spiego, ma la palla non entrava, quelle partite stregate, che non c'è niente da fare. Se vuoi anche che la diciamo tutta, il Cesena è venuto qua per pareggiare, cioè giocavano in 11 dietro la linea. Beh, è vero, sì, dai, sono difesi e basta, insomma, dai. Sono difesi, che saluto tra l'altro. Sì, perché... Che saluto. Hanno attuato tra l'altro la tattica di Malgioglio, mi spiego, cioè uno davanti e altri 4 dietro, mi spiego. Cioè, allora, a questo punto qua cosa puoi fare contro una cosa? Quindi secondo me non c'è da preoccuparsi, c'è da guardare il bicchiere mezzo pieno. Speriamo che oggi insomma il Sassuolo non tenti la fuga, spiego, che saluto tra l'altro, perché insomma la fuga alla fuga. Viva la fuga, che è sicuramente che ecco questo. Poi per il resto io non vedo nessun problema. Niente, ecco. va bene. Non parlerei di passo falso. No, anche perché insomma è una striscia positiva che continua, giusto? Esattamente. Dai, insomma, Niente, detto questo, vi saluto. Grazie. Forza Hellas. Va bene, grazie Marco, grazie carissimo. Olindo. Sì, sicuramente è una chiave di lettura giusta. Sì, dai. Sicuramente può essere vista così. Certo che era un'occasione di oro per fare 2 punti in più. Beh, certo. Pazienza, insomma. Striscia positiva che continua. Sentiamo l'ultima telefonata, Olindo, va bene? Ok. Sì, pronto? Pronto? Sì, pronto. Ehi, la Monica, t'ho riconosciuto. Sono Monica. Ci picchia, c'hai un acuto iniziale impressionante, Infatti ti dico, vada via acuto. Monica, ci picchia. No, acuto, non ho capito. Nel senso, certo. perché insomma magari per alcuni un po' così fastidioso. No, ti sento un po' birichina oggi, come mai? No, dite, oggi insomma sono un po' in fibrillazione. Come? Sono un po' in fibrillazione. Fibrillazione, vabbè che vai allo stadio oggi? No, è Cibali, giocano. Non vai. Non vai in trasferta? No. Non fai mai le trasferte tu? No, certo, ne faccio fino a Catania, insomma. È distante. Tanto mi hanno detto che all'inizio della partita faranno l'appello per i nostri tifosi, vedere quanti siamo. Ah, sì? Fino giù, sai, fino a Cibali è un po' dura. Ho capito. Ecco, niente, volevo salutare il grande Olindo. Ah, sì? Ciao Monica, come stai? Tutto bene? Sì, Olindo, tutto bene. E niente, volevo solo dire una cosa, insomma. Io se fossi Corini farei oggi la tenterei tutta per tutta, perché un altro passo falso metterebbe così un attimino in discussione anche la panchina di Corini, senza tanto malumore nell'ambiente, gente che rimpiange Mimmo Di Carlo. Ah, sì? Esatto, però io voglio dire, vai Corini, facci sognare e porta avanti le tue idee. Va bene, dai, grazie Monica, sai? Prego, figurati, sono d'accordo anch'io, la torta italiana è la migliore. Ok, va bene. Grazie, ciao. Grazie, ciao Monica, ciao. Lindo, andiamo a chiudere. Era l'ultima? Sì. C'è un'altra telefonata? No, direi di no. Proviamo a sentire. Facciamo la fasa, va bene, dai, fasa.